Assessore, sulla imprenditoria femminile c'è un programma per il 2009 che apre altre porte. Sì, di fatto deriva dal programma 2008, che era un programma sperimentale che era stato appunto cofinanziato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dal Ministero delle Pari Opportunità e ovviamente dalla Regione Veneto, programma pilota che però devo dire ha avuto un riscontro veramente importante sul territorio in collaborazione con tutte le camere di commercio e con tutte le associazioni di categoria, quindi con tutto il mondo imprenditoriale che da tempo aspettava in maniera importante una fase così dedicata in maniera approfondita alla formazione e all'informazione dedicata appunto all'imprenditrice femminile. Da lì abbiamo voluto continuare con risorse nostre regionali e implementare ulteriormente dando grande attenzione anche all'altra fascia di imprenditori importanti che è appunto quella dedicata all'imprenditoria giovanile. E quindi con questo mix noi ci appropinquiamo di fatto a ripartire con dei corsi di formazione e di informazione allargati, ma anche e soprattutto approfonditi in determinati temi e in determinate specificità che ci vengono segnalate dal settore e dai vari settori presenti nella nostra regione, non solo per fare formazione e accompagnare chi inizia l'attività di imprenditore o di imprenditrice, ma anche e soprattutto con una grande attenzione a chi è già affermato da tempo ma vuole rinnovarsi e vuole innovare o magari dedicarsi al settore della ricerca. Devo dire, vi è stata una risposta veramente molto importante, non solo ai vari momenti pubblici che ci sono sul territorio, ma anche e soprattutto nelle varie tipologie di incontri che appunto le camere di commercio, le associazioni di categoria e la fondazione appunto Rumor di Vicenza organizza. Quindi devo dire un successo infinito, sono oltre 2000 le partecipazioni del passato anno, quest'anno sono già partiti a pieno regime e hanno trovato grande soddisfazione. Di questo noi siamo l'unica regione che ha un programma così specifico di formazione e di informazione e anche di accompagnamento poi per utilizzare i fondi di rotazione dedicati sia all'imprenditoria femminile che a quella giovanile che sono presso la nostra finanziaria Veneto Sviluppo e che sono aperti ovviamente a sportello 365 giorni l'anno.